Mi perdo in viaggi pazzeschi pur di andare a sapere il perché di una cosa. Recentemente è uscito l'ultimo elicottero che abbiamo disegnato, ma io non è che so pilotare. Sono affascinato per pura causalità della mia vita al rumore degli elicotteri, ma la prima volta che ci sono salito per fare tra l'altro un documentario ho preso paura. Avevo tutto contro, però ci siamo messi a studiare l'ergonomia di come veniva utilizzato un elicottero da parte dei passeggeri e dei piloti e abbiamo scoperto che c'erano degli spazi di lavoro. E questo va da un progetto grande come questo a un banalissimo portaborraccia. Ci siamo fatti dei ragionamenti incredibili teorici su come questa roba qui deve essere utilizzata, poi abbiamo chiamato un atleta tra i tanti che abbiamo attorno a noi. Ecco, noi andiamo anche a chiedere molto, cioè si perde tempo, si spreca molto tempo. Mi perdo in viaggi pazzeschi pur di andare a sapere il perché di una cosa. Ecco, quella è una cosa bella, che si chiama la curiosità, quella che scava in profondità, che è liquidale fino a arrivi in fondo, poi a questo punto sei tutto. Sei quella cosa.